passato di questo centro della Trecenta. E tra l'altro Guasira ci porta pian piano verso anche la conclusione. Mi pare che stiamo anche rispettando i tempi, soprattutto quelli televisivi, nel senso che noi avremo la diretta fino alle 13:15 e poi i nostri telespettatori potranno seguire aggiornamenti e informazioni con il TG di Videolina, per poi ritornare insomma ai programmi della rete. Poi tra l'altro la domenica il classico appuntamento col direttore del TG, e quindi con Emanuele Dessì, con Sardegna Verde, e poi certamente avremo occasione di ritornare con Videolina, come dicevo, per i prossimi appuntamenti, già a partire Sant'Antioco, Sant'Efisio. Ritorniamo però poi nell'ambito religioso delle feste, e la Sagra ci sarà di nuovo a Sassari con l'appuntamento della cavalcata. Anche in questo caso insomma sarà una bella esplosione dei colori della nostra isola, fra il folklore e la musica popolare, fra l'approfondimento culturale del canto a tenore, con cui abbiamo parlato con l'assessore Noemi Manca, alle rappresentazioni delle varie formazioni musicali. Noi stiamo già sentendo i suoni della tradizione, e noi abbiamo la fortuna di avere uno strumento musicale così complesso, perché è formato da tre canne